Allora, stiamo sempre parlando di necessità di impiego da parte di datori di lavoro del settore commercio, servizi e turismo e di opportunità per tanti lavoratori, anche stranieri, in virtù di una partnership tra Confcommercio Veneto e Veneto Lavoro, la regione del Veneto. Ci sono due temi che sono altrettanto importanti. Ah no, c'è un messaggio prima. È tristissimo vedere come le normative sul lavoro vengono fatte da chi non ha mai lavorato in un'azienda privata o meglio ancora non ha mai lavorato in una struttura organizzata come subordinato. Ci vorrebbe un tavolo tecnico altamente qualificato senza vincoli politici. Prego. Allora, in buona sostanza, ci sono i contratti collettivi, ci sono tutte queste belle norme, poi quando un lavoratore va a diretto contatto con il datore di lavoro per un certo tipo di inquadramento, ci sono tanti compromessi che vengono richiesti al lavoratore. Se questo poi non ha una preparazione sufficiente, una cultura, una conoscenza della lingua, ai noi. Sì, condivido fino a un certo punto la tristezza. Nel senso che nella maggior parte dei casi chi scrive le regole del lavoro o i contratti del lavoro è persona che conosce il lavoro, cioè non è che non si conoscano il lavoro, i lavori. Ovviamente anche qui c'è da specificare, c'è da dire qualcosa perché se no il messaggio rimane aperto e può essere indirizzato a qualsiasi tipo di categoria. Cioè, un conto sono i principi sul lavoro e i principi sul lavoro ovviamente cambiano anche a seconda delle situazioni che ci sono. Poi ci sono dei lavori di contrattazione, che sono lavori che vanno a vedere che cosa c'è dentro il mondo del lavoro e chi fa sindacato c'è stato dentro il mondo del lavoro, possiamo farci tutti i ragionamenti che vogliamo, ma comunque c'è stato, vive perché entra nelle aziende. Non voglio fare la parte del sindacalista, ma sicuramente quelli che conosco io stanno dentro la parte delle aziende. Per quel che riguarda le associazioni datoriali che scrivono appunto con loro i contratti territoriali o aziendali, si entra nell'azienda. È l'azienda che chiede e che dice che tipo di organizzazione ha. E quindi quello che ne esce è una volontà condivisa, spesso ben riuscita, a volte però che può avere dei problemi, ma comunque che vede gli aspetti concreti del lavoro. E quindi alcune cose che ho indicato prima e che vengono indicate comunemente sono le cose che ci sono all'interno delle aziende. Chiaro che chi non vive l'azienda, quell'azienda specifica, perché ognuno vive il suo lavoro e sa che cosa succede nel suo lavoro. Però ripeto, quando si fanno i contratti li si fanno all'interno delle aziende o dei territori e sono contratti che devono tener conto di quello che succede in quell'azienda o in quel territorio. È difficile fare contratti che non c'entrino niente con quella che è la vita dei lavoratori. Certo, in questo momento qua c'è una cosa vera di quel messaggio là, che le cose attorno al lavoro sono cambiate in maniera importante. Dicevamo prima della natalità, parlavamo prima della formazione, parlavamo prima anche degli orari. Noi abbiamo persone che non sono quelle di una volta e abbiamo aziende che non sono più quelle di una volta. Abbiamo assieme a queste delle aziende che invece rimangono quelle di una volta e lavoratori che rimangono quelli di una volta. Una delle questioni, per esempio, che non abbiamo trattato è la lunghezza delle carriere lavorative e la compatibilità tra uno che entra in azienda a 20-25 anni e una persona che non può uscire a 65. Okay? Queste sono cose che anche sugli strumenti che si vanno a trovare poi creano delle complicazioni ulteriori, perché quello che vuole la persona che ha 18 anni o 25 difficilmente è quello che vuole la persona che ne ha 55, 60 o più. Quindi è un momento complicato anche da un punto di vista della sociologia del lavoro andare a interpretare gli strumenti più utili e quindi tant'è vero che molte aziende si creano il loro strumento, il loro contratto aziendale e il nostro lavoro diventa un lavoro di assistenza sulle volontà dei lavoratori e delle aziende. Comunque le opportunità occupazionali in questo momento sembra ci siano anche per le persone che hanno qualche anno in più.
Sì, opportunità occupazionali ce ne sono. Oggi appunto usciva La Bussola, Esatto. uno dei nostri strumenti una delle nostre pubblicazioni, appunto perché Veneto Lavoro, oltre a gestire i centri per l'impiego, storicamente ha sempre gestito un importante osservatorio del mercato del lavoro locale, e lì ci dà, come dire, una lettura, ma ci fa capire anche un po' le traiettorie rispetto a cui si muove il mercato del lavoro. Da responsabile di un centro per l'impiego vedo che un mercato c'è, esiste ed è anche molto attivo, nel senso che lato domanda offerta abbiamo parecchie richieste di personale. Ecco, tra l'altro, proprio a titolo di informazione, sì, tutte le richieste dei centri per l'impiego sono pubblicate nel nostro sito Click Lavoro Veneto. Quindi nel sito Click Lavoro Veneto si può già accedere a delle offerte, chiunque può entrarvi, e poi con le modalità che ci sono attualmente, quindi con lo SPID, con la carta d'identità elettronica o quant'altro, ha anche modo di direttamente candidarsi a queste offerte. Ecco, colgo questa occasione per darlo come informazione. Un mercato c'è, è molto attivo, c'è questo cosiddetto mismatch, per usare questo termine, questo inglesismo, che dice appunto non riusciamo a coprire tutte le posizioni che ci sono, però diciamo è anche il compito nostro cercare di portare, diciamo, le persone che abbiamo in banca dati con le competenze, con le aspirazioni, con le motivazioni che hanno al lavoro, e questo, diciamo, è un po' il cuore del nostro lavoro. Magari non sempre ci riusciamo, a volte ci sono problematiche che sono un po' più grandi di noi, vedi ad esempio l'abitazione o altre questioni, mi riferisco alla tematica dello straniero, però riusciamo a volte a portare a casa dei buoni risultati. Mi piace dire ad esempio che questa settimana siamo riusciti, come dire, con delle persone che sono con dei richiedenti asilo che sono ospitati presso strutture del Veneziano, a far partire 2 percorsi, uno per muratori e uno per camerieri in piani, che partiranno la prossima settimana. Le persone che andranno a fare questo percorso sostanzialmente hanno già potenzialmente un posto di lavoro, caspita, quindi bene. finito il percorso queste potranno essere inserite. Ovviamente parliamo di piccoli numeri, però significativi del meccanismo che si può positivamente so che c'è San Donà di generare. Piave, se non sbaglio. Sì, quello di muratori a San Donà, l'altro invece è sul Veneziano, ma questa è quasi la quotidianità, insomma, il trend. meccanismo. Quindi questo tranquillizza un po'. No. Questo è quello che vorremmo e su cui stiamo lavorando, appunto. Che si diffondesse questa... No, è proprio il tema su cui stiamo lavorando, proprio per incentivarlo e per applicarlo, ripeto, per sopperire alla mancanza di personale. È anche una modalità per cercare di lavorare con i centri di accoglienza degli stranieri straordinari e i CAS cosiddetti, e vorremmo lavorare anche progettare con le istituzioni, creare dei progetti appunto per inserire queste persone all'interno del mondo del lavoro. Che sarebbe molto avrebbe una importante. duplice valenza, sia per le imprese importante, ma anche credo sociale. E allora sostanzialmente, se ci sono aziende del settore commercio, turismo, servizi che hanno queste esigenze di trovare lavoratori, rivolgersi a Confcommercio Veneto, che poi avvia, in virtù della partnership con i centri per l'impiego del territorio, quindi Veneto Lavoro, questa ricerca del personale formato in base alle esigenze e alle aspettative dell'azienda, giusto? Alle varie strutture della Confcommercio Veneto, che sono presenti su tutto il territorio. Sono presenti su tutte le province, questo è importante. Questo è un progetto regionale o è nazionale? No, questo è un progetto regionale, ripeto, riferito proprio ai colleghi, ai collaboratori degli uffici che gestiscono il personale per Confcommercio. Perfetto, quindi voi avete anche personale interno che si è preparato su questo per seguire tutto questo performance, Esatto. come i centri per l'impiego nella collaborazione poi per poter anche trovare quell'allocazione nella formazione più idonea per il singolo lavoratore. Certo, i nostri operatori sono formati per questo, sia chi si relaziona con le persone, sia anche gli operatori che si relazionano con le aziende, perché poi appunto stiamo lì nel mezzo noi. Assolutamente sì, voi state proprio nel mezzo. Allora, Luca Bertuola, responsabile area relazioni sindacali di Confcommercio, naturalmente regionale, grazie di essere stato qui con noi. Il dottor Filippo Melato, responsabile centro per l'impiego Venezia Mestre Veneto Lavoro, grazie anche a lei. Grazie a voi cari telespettatori di aver partecipato, di averci seguito, e noi ci vedremo presto.